Simbolica occupazione dello store veneziano di Coin da parte dei lavoratori, preoccupati per il loro futuro dopo la notifica di sfratto esecutivo ricevuta dall'azienda che entro il 12 aprile dovrà abbandonare lo storico punto vendita, lasciando a casa una trentina di persone per cui è già stata avviata la procedura di licenziamento. Le nostre preoccupazioni sono quelle di perdere il nostro posto di lavoro, anche perché è da una vita che lavoriamo qua e ci troviamo in mezzo a una strada praticamente. È questo il pensiero più grande che abbiamo, anche perché abbiamo tutti delle famiglie alle spalle da supportare. Tutti abbiamo figli, tutti abbiamo mutui, tutti abbiamo affitti, quindi è una grande preoccupazione per noi. E soprattutto anche lasciare comunque la città di Venezia, perché ormai la Coin è un'istituzione qui. Noi ci teniamo alla nostra città e anche ai cittadini e ai nostri clienti. Contro lo sgombero la società ha presentato un reclamo che martedì mattina sarà discusso in tribunale. I manager della società che gestisce il negozio, separatasi negli anni scorsi dalla proprietà dell'immobile che resta della famiglia Coin, avevano offerto un aumento dell'affitto di circa il 350%. Niente da fare. Oltre ai 30 dipendenti, ricorda Fabio Marchiori della Wiltux, ci sono più di 60 persone che lavorano nei servizi collegati e a loro volta perderanno il posto. E poi c'è un'intera città che ha visto progressivamente ridursi attività e servizi che la rendono vivibile al di fuori dell'economia turistica. C'è qua da 70 anni e questo è molto triste che Venezia perda un altro riferimento per la città, e poi ci sono tantissimi lavoratori, tantissime famiglie veneziani che non avranno probabilmente più un posto dove andare se non troviamo una soluzione. Venerdì i sindacati incontreranno l'azienda insieme a Comune e Regione nella speranza di trovare una soluzione dell'ultimo minuto per impedire la chiusura del negozio.